Assessore, oggi la Giunta ha stabilito un finanziamento di 200.000 euro a completamento, diciamo, dell'offerta per agevolare la mobilità studentesca. Di che cosa si tratta? Intanto diciamo che rientra nel quadro dello sconto del 50% per gli studenti che vanno a studiare fuori dal proprio paese, dalla propria città e prendono il trasporto pubblico locale, quindi vuol dire su gomma, corriere e su ferro, quindi treni. Cosa succede? Che dalla fascia confinaria come il Veneto ci sono molti studenti residenti in Friuli, Venezia Giulia, quindi ne hanno il diritto, però vanno a studiare in Veneto con trasporti non regionali, quindi con società non regionali. Per cui a questi verrà dato anche a loro giustamente lo sconto del 50% del proprio abbonamento, ma a consuntivo, perché non c'è stato l'accordo con le imprese di trasporto, perché i numeri sono per loro relativamente pochi, ma per noi sono tantissimi, e quindi si andrà a rimborso del consuntivo del 50% dell'abbonamento. Si tratta di circa quanti studenti? Sono circa 600, dai 620 ai 650 studenti, quindi un numero per noi interessantissimo ed era giusto secondo me, e quindi oggi la delibera va in questo senso, recuperare anche questi studenti perché sennò rimanevano fuori a questa nostra agevolazione che noi riteniamo importantissima per lo sviluppo della cultura, dello studio e soprattutto del Friuli Venezia Giulia.